Tra poco la parola alla professoressa Castiglione che introdurrà il seminario di oggi, però volevamo confermarvi alcune cose, cioè ciò che vi avevamo scritto nei giorni scorsi, però è bene ribadirlo. La variazione che abbiamo fatto nel calendario è confermata, cioè adesso il prossimo seminario sarà il 19 di aprile, poi ci sarà questo salto al 3 maggio e infine al 10 e poi al 24. Noi vorremmo già oggi cominciare ad aprire piccoli focolai di discussione e poi magari il giorno 24, ma già anche nei prossimi giorni, quindi chi terrà il seminario di noi sia oggi che nei prossimi giorni si regolerà in modo che almeno l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, fatto salvo sempre l'intervallo, sia dedicato a un minimo di discussione, che sarà poi un po' più ulteriormente sviluppata nell'ultimo giorno, il 24. Però noi il 24 vorremmo organizzare una giornata un po' speciale, non dico con un brindisi finale perché siamo poverissimi, ma prevedendo, se riusciamo a stamparlo in tempo, ma ce la faremo quasi certamente, il dono dell'opera Lingua e Cultura in Sicilia. Come vedete camminiamo con le bozze dietro perché altrimenti non ce la facciamo, e anche la presentazione definitiva del portale di Alectos, che poi vi pregheremo di visitare e di arricchire anche le vostre esperienze, ma queste cose le diremo dopo. Resta il problema poi più legato alla gestione e alla anche attestazione della vostra frequenza. Purtroppo noi non potremo rilasciare attestati se non in presenza di quella percentuale di ore di frequenza che era prevista e che è stata anzi forse leggermente limata verso il basso, ma 7 seminari su 10 devono essere frequentati assolutamente, altrimenti l'anno 21 rifaremo il corso. Speriamo. E infine il progetto. Il progetto deve essere consegnato in una stesura agile però, perché poi dobbiamo pure leggerle queste cose, entro il 10 di maggio. Cosa intende per stesura? Entro il 10. Come? Cosa intende per stesura agile? Intendo qualche cartella, un paio di cartelle, 2 o 3 cartelle, anche una. Quindi non cartaceo. No, cartaceo, sì. Cartaceo, ma potete anche trasmettercelo. Per quella data avremmo potuto prevedere la immissione nel portale, quindi una trasmissione telematica, ma già che ci vediamo, ce lo date in carta e poi vediamo un po' quei tempi che occorreranno. E anche su supporto informatico, cioè magari ce lo mandate, allora lo mandate e ce lo stampate, così ci evitate di stampare troppe cose, perché vi assicuro che insomma siamo un po' pressati da 1000 problemi in questo periodo e vorremmo evitare a questo punto sì, prego. CSFLS quando centro filologico, questo è l'indirizzo, a questo indirizzo lo mandiamo? O a questo o al mio, a uno dei due indirizzi. Il tuo non lo fa.
Come non lo sai? Io ho scritto almeno 100 volte dal mio indirizzo. Mi arrivano dal mio. Basta vedere. Ma è uguale, insomma. Dunque, vabbè, io credo di non avere altro. Buonasera. Oggi incontreremo 3 docenti che già avete conosciuto nei precedenti incontri e che sono la professoressa Menta, la professoressa D'Agostino e il professore Sottile. L'argomento però questa volta non è né di sociolinguistica né di etnomusicologia come è stato 2 incontri fa, ma è focalizzato su un particolare tipo di produzione scritta. In realtà lavoreremo in 2 momenti diversi della giornata con argomenti leggermente diversi. Cioè la prima parte che sarà gestita dalle professoressa Menta e D'Agostino riguarderà un particolare tipo di produzione scritta che riguarda i cosiddetti parlanti semicolti, cioè parlanti che a partire da una alfabetizzazione, cioè da una prima L1 dialettale, sono approdati a percorsi di scrittura spesso in maniera cioè da autodidatti, quindi in maniera non guidata, non formalizzata. In particolare verranno prese oggi pomeriggio in considerazione 2 tipi di produzione, una produzione che resta poi legata all'alveo privato, quindi soprattutto il tipo diaristico, appunti, è un altro tipo di produzione che nasce in realtà nell'alveo privato ma poi per motivi diversi invece diventa pubblica e ne partiremo proprio da questo esempio, cioè da una scritture di semicolti che sono state edite, pubblicate e che oggi sono entrate anche nelle più importanti collane, come il caso di Vincenzo Ravvito e del suo testo che si chiama Terra Matta, che nasce proprio come un'esperienza memorialistica di cui ci parlerà in particolare la professoressa Amenta. Nella seconda parte, tra l'altro, vabbè, ma ne parleranno in maniera approfondita loro, diciamo, molti di questi testi presentano, anzi tutti questi testi presentano una varietà di italiano molto particolare che non è soltanto siciliana, ma si chiama italiano popolare, e l'italiano popolare lo troviamo in qualunque regione d'Italia e presenta spesso, a prescindere dai sostrati dialettali di appartenenza, le stesse tipologie di, chiamiamole così, errori per intenderci a livello ortografico, a livello morfosintattico. Invece il discorso lessicale è un po' diverso perché lì invece entra in maniera massiccia la presenza delle forme dialettali di cui si cercano degli equivalenti e poi non si trovano in italiano, quindi si creano dei calchi. Mentre invece nella seconda parte si affronterà diciamo, un tipo di testo abbastanza diverso, cioè testi, in particolare si prendono in considerazione delle canzoni, testi che vengono scritti prevalentemente da parlanti italofoni che invece approdano ad una canzone in dialetto in cui emergono tutti quanti i tratti o delle loro parlate locali comunque o di una sorta di neutralizzazione delle varianti locali alla ricerca di una coinè regionale più uniforme e quindi maggiormente compresa almeno a livello isolano. Per cui nella prima parte parleremo effettivamente di scritture di semicolti per fini privati e poi soltanto occasionalmente e sporadicamente con questi approdi anche all'editoria italiana, e nella seconda parte invece di testi che nascono come testi quindi d'arte con l'uso di un codice che è quello del dialetto per fini sempre di tipo artistico. La prima a parlare credo che sia la professoressa Amenta, resti lì perché hai il PowerPoint o vuoi che lo usi io? Buonasera, allora nella prima parte di questo discorso ci muoveremo dal dialetto verso l'italiano, quindi come faceva notare la professoressa Castiglione oggi ragioneremo in 2 sensi, dal dialetto verso l'italiano nella prima parte e dall'italiano lingua madre a un ritorno al dialetto invece nella seconda parte nelle canzoni. Che cosa succede nel Novecento? Che ci sono 2 fattori che tra gli altri che hanno favorito un percorso di italianizzazione: l'innalzamento dell'obbligo scolastico e
l'incremento della frequenza della scuola anche da parte di coloro che hanno come prima lingua il dialetto. Questi due fatti, insieme a tanti altri che appunto hanno favorito spostamenti interni all'interno appunto dell'Italia a partire anche dal dopoguerra e la formazione dei grossi centri urbani, quindi anche del boom industriale, sono tutti fatti che appunto vengono ricordati come momenti di italianizzazione. In questo senso questi due fatti, cioè legati appunto alla scuola, obbligo scolastico e frequenza anche da parte dei dialettofoni, hanno comportato che un numero sempre maggiore di persone si sono avvicinate sia all'italiano che anche alla scrittura. Quindi una serie di dialettofoni che prima erano estranei, diciamo, alla pagina scritta gestita in modo attivo, ma che magari appunto non gestivano questi testi, possono finalmente accedere alla scrittura. Questi dialettofoni che si avvicinano appunto alla scolarizzazione e alla scrittura e che però interrompono il loro percorso scolastico nelle prime fasi, quindi alla fine della licenza elementare per lo più o anche prima, sono stati definiti semicolti. Quindi questa varietà di lingua, che appunto l'italiano dei semicolti, è una varietà scritta che però rimane molto vicina all'oralità, perché appunto il tipo di dimestichezza della scrittura che hanno i semicolti è una dimestichezza molto parziale, non padroneggiano appunto appieno la scrittura, e questo fa sì che ci siano devianze rispetto alla norma, che è la norma dell'italiano. L'altra volta, se vi ricordate, l'altra volta intendo che ci eravamo visti, avevamo usato questa categoria della lingua di necessità e lingua di scelta, no? Per scelta. E le due categorie di italiano popolare e di italiano regionale avevamo proprio viste in questa opposizione, cioè l'italiano popolare come una lingua usata per necessità, no? Perché chi la usa non ha altre varietà a disposizione, mentre l'italiano regionale è una lingua per scelta, perché appunto nel proprio repertorio rientrano varietà. E quindi avevamo detto appunto che l'italiano popolare è questa unica forma di italiano a cui possono arrivare i parlanti dialettofoni. Il rapporto tra italiano popolare e italiano dei semicolti è sostanzialmente un rapporto tra oralità e scrittura, nel senso che di solito queste testimonianze scritte di italiano popolare vengono definite come italiano dei semicolti, quindi di solito si fa riferimento a una varietà di lingua scritta che presenta una serie di caratteristiche che sono quelle dell'italiano popolare appunto, ma altre invece che sono legate al fatto che si usa un supporto scritto. Perché la scrittura? La scelta da parte di questi autori dialettofoni di scrivere appunto in una varietà che loro per primi sono, vedremo adesso anche dalle testimonianze di Bordonaro, sono consapevoli di non padroneggiare, nasce innanzitutto per raggiungere la pagina scritta, lo sappiamo, è qualcosa che rimane, quindi c'è una volontà comunque di lasciare appunti, memorie, appunti autobiografici che potenzialmente sono rivolti a più destinatari, e d'altra parte, senza che questo implichi dei fini proprio letterari, come sono stati poi invece gli esiti fortunati appunto dei due esempi che faremo oggi, sicuramente c'è una volontà di dare maggiore importanza a quello che uno scrive, cioè questa volontà di raccontare, di raccontarsi in un supporto che è in qualche modo più duraturo. Quali sono i generi testuali? I generi testuali sono innanzitutto epistole, lettere. Lo dicevamo anche l'altra volta, i primi esempi studiati di italiano popolare sono proprio le lettere dal fronte, no? Della prima guerra mondiale, e sicuramente le lettere sono esempi concreti di scritture di semicolti. Tutti i testi che trovate qui esemplificati sono chiaramente tutti siciliani, cioè sono tutte testimonianze di scrittura di semicolti siciliani. Poi c'è questo filone della memorialistica, e i due testi di Fontanazza e La Spartenza, il primo di Vincenzo Rabito e il secondo di Tommaso Bordonaro, sono pubblicati entrambi da Einaudi, sono proprio emblematici di questo filone siciliano di memorialistica. Di recente è stato edito dal Mulino un altro testo che è quest'ultimo che indico qui, Povero, onesto e gentiluomo, di Birziola, e sono autori di varie parti della Sicilia, perché Rabito è del Ragusano, di Chiaramonte Gulfi,
poi Bordonaro è di Bolognetta, quindi provincia di Palermo, e Svirsolo invece è Nisseno, zona della Sicilia centrale. Quindi è anche interessante che abbiamo varie testimonianze che ricostruiscono in qualche modo il quadro. Poi racconti e testi di archivio, quindi vari generi testuali, se vogliamo. Quali sono le caratteristiche comuni di tutti questi testi? Innanzitutto un carattere autobiografico. Alla base c'è proprio una volontà comunque di fissare su carta i propri ricordi, le proprie memorie, o appunto comunicare se stessi, come avviene nelle lettere. Pensate per esempio a tutti i ricchi epistolari di parenti emigrati, no? E quindi il contatto che grazie alle lettere viene mantenuto con la terra d'origine. Altra caratteristica dal punto di vista testuale è una testualità che proprio ricalca l'oralità, la morfosintassi che risente di calchi dialettali, e poi un lessico che appunto è pieno di dialettalismi, malapropismi e forestierismi in alcuni casi. Vedremo anche nel testo di Bordonaro che per tutti questi autori che hanno vissuto anche l'esperienza dell'immigrazione, chiaramente il contatto con le altre lingue diventa un ulteriore serbatoio da cui attingere per la propria lingua. Dicevamo, sono testimonianze locali, cioè io vi ho fatto una serie di esempi che effettivamente sono tutti locali, ma alcuni tratti, molti tratti della produzione dei semicolti, così come avevamo notato per l'italiano popolare, prescindono dalla varietà regionale, sono panitaliani, sono comuni. Due esempi, l'uso erroneo delle preposizioni, il che è polivalente, sono fenomeni appunto diffusi a prescindere dalla provenienza degli autori. Altri tratti invece risentono del dialetto locale, per esempio l'uso del doppio congiuntivo nel periodo ipotetico, quindi una forma analogica nel periodo ipotetico con doppio congiuntivo, un tratto che diciamo, permette anche nello stesso livello morfosintattico di osservare una provenienza, perché il modulo che è quello del dialetto. Come funziona il rapporto? E questo secondo me può essere un punto interessante anche da osservare o fare osservare, no, agli studenti. Quali sono i due atteggiamenti che nell'uso della lingua italiana si possono avere nei confronti del modello dialettale? Perché è chiaro che, dato che appunto l'italiano non è una varietà che questi scrittori semicolti padroneggiano, o scriventi, se vogliamo diciamo, sminuire il valore del termine scrittore come letterario, diciamo sicuramente il fatto che l'italiano non è qualcosa che appartiene pienamente fa sì che ci si appoggi al dialetto, e questo diciamo, rapporto col dialetto può avvenire in due sensi: o nel senso dell'estremo contatto, quindi con l'interferenza, e quindi si riproduce esattamente qualcosa che del dialetto e si italianizza, per esempio a livello lessicale o anche a livello morfosintattico, oppure con un iperdistanziamento. Se io che scrivo avverto come estremamente legato al mio dialetto un costrutto, posso avere la tendenza, proprio per separarmi da questa matrice dialettale, di cercare una soluzione che appunto fa sì che io mi distanzi da questo modello. Per esempio, usando il caso del periodo ipotetico, qual è la reazione al modello siciliano con doppio congiuntivo? Il doppio condizionale. Il condizionale sappiamo estraneo per lo più alle varietà del dialetto, quindi un uso del doppio condizionale segnala proprio una volontà di usare qualcosa di diverso rispetto a quello che è il modello dialettale. Esempi di contatto con il dialetto avvengono per esempio appunto nell'uso delle preposizioni, il di e da, no? E poi sovraestensioni dell'ausiliare avere, che è quello appunto del dialetto al posto di essere, e appunto il caso che vi dicevo del doppio condizionale, oppure anche le forme analogiche nei paradigmi verbali, per esempio la prima persona del indicativo imperfetto in ava, no? Sono tutte spie del fatto che si ricalchi in qualche modo il modello dialettale. E quindi alcuni esempi appunto tra parentesi sono presi da questi testi di cui vi parlavo. Ci sono dei fatti linguistici, delle caratteristiche linguistiche di questi testi che sono proprio legate alla varietà scritta. Se vogliamo, nell'insieme dei fatti dell'italiano popolare, il fatto che si tratti di una varietà scritta comporta un'attenzione ad alcuni casi che sono proprio diciamo sintomatici della poca dimestichezza nel momento in cui si scrive.
Per esempio i confini di parola. I confini di parola sono da segnalare non certo nella catena fonica, ma quando si scrive. Quindi, per esempio, le univerbazioni, l'unione di due parole, l'uso, per esempio, al lavorare, no? Oppure la discrezione, la separazione di ciò che è effettivamente unito, invece, l'uso indifferenziato nella grafia di maiuscole e minuscole, norme, diciamo, grafiche che sono proprie della scrittura e che chiaramente nell'oralità non rappresentano un problema, apostrofi, accenti, incoerenze nell'uso di H, Q, poi consonanti scempie al posto di doppie e così via, e anche i nessi consonantici che risultano di particolare difficoltà nella scrittura, e poi la punteggiatura. Tant'è che si parla, a proposito dell'uso della punteggiatura, di smarrimento interpuntivo, cioè il semicolto nel momento in cui scrive si perde nei segni di punteggiatura, e questo smarrimento può essere o nel senso di un uso esagerato, come nel caso di Ravvito, per cui qua c'è un piccolo esempio, poi ve ne farò uno più esteso, oppure nel senso di non usare i segni interpuntivi perché laddove non si conoscono chiaramente le norme si preferisce evitare. A questo punto mi è venuta la necessità, diciamo, di inserire questa diapositiva, perché in fondo se guardiamo a tutti i fatti che abbiamo osservato precedentemente, che differenza c'è tra i piccoli bambini che imparano a scrivere, cioè siamo circondati nelle classi da semicolti. Io, diciamo, riportando anche la mia esperienza di correggere i compiti a mie figlie di seconda elementare, dico guarda, proprio c'entra pienamente, no, perché diciamo, alcuni effettivamente fanno questo paragone tra l'italiano dei semicolti e l'italiano appunto che ancora non è perfettamente appreso dai bambini, soprattutto per quanto riguarda le norme, no, grafiche nella scrittura, perché effettivamente gli errori sono comuni. Però, diciamo, mentre l'italiano di chi ancora frequenta la scuola, quindi è in corso di apprendimento, è un apprendimento che è in evoluzione, e quindi gli errori degli elaborati scolastici sono destinati appunto a essere corretti e superati, nel caso dell'italiano dei semicolti siamo di fronte a una varietà cristallizzata, perché appunto sono persone che hanno interrotto il loro percorso di scolarizzazione e che quindi non avranno possibilità di rivedere. Non c'è più appunto alcuna spinta verso l'italianizzazione, perché per loro quella varietà di italiano scritto è il massimo, appunto per loro è l'acquisizione di una norma che in realtà è mancante. Quindi ecco, magari questo è per sfuggire alla tentazione di vedersi circondati da tanti piccoli semicolti. Perché i semicolti hanno, che tipo di rapporto hanno, ecco, i semicolti con la scrittura? Vi dicevo, c'è una consapevolezza di non essere appunto abili nello scrivere, e questa consapevolezza diventa, nel caso di Bordonaro, di cui appunto vi riporto un esempio, alla fine della sua produzione, quasi un topos, se vogliamo, un luogo di presa di consapevolezza da parte dell'autore, perché appunto si scusa più volte di questa sua imperizia, no? Chiedo scusa ai lettori se ho fatto orrore, perché come quando sapete non ho avuto la fortuna di andare a scuola quando ero ragazzo. Oppure chiedo scusa ai lettori se ho fatto qualche orrore, perché non sono un alletterato, non ho fatto neanche scuola comunale. Quindi come vedete c'è questa, diciamo, volontà di dire, di confessarsi, ecco, con il lettore e di ammettere il fatto che non si è abili nella scrittura. Andiamo ancora sulle caratteristiche grafiche, sul tipo di lingua. Vi dicevo, il primo problema, riprendo appunto quell'elenco che facevo nella diapositiva precedente, il primo problema riguarda i confini di parole. I movimenti possono essere appunto o di unione di ciò che nella catena fonica è separato, quindi per esempio preposizione al nome o all'infinito, oppure di più infinito, ricorre univerbato, clitici, pronomi clitici anche connessi di clitici ai verbi, articoli e nomi, per esempio l'uva, un picciottiello tutto unito, oppure appunto discrezioni, specialmente se la parte iniziale della parola, come nel caso di lavoro, viene percepita come un articolo, come se fosse un articolo e quindi separato. Altra caratteristica invece dal punto di vista sintattico e testuale è che la sintassi, vi dicevo, risente moltissimo dell'oralità.
quindi le frasi sono coordinate per lo più, come avviene nell'oralità, hanno tra l'altro un ordine marcato, cioè presentano dei fenomeni, cioè le dislocazioni, cioè un ordine delle parti della frase che non è quello soggetto-verbo-oggetto, diciamo, canonico. Ci sono delle riprese o dei temi sospesi, no? Per esempio il Padre Eterno, quelli che vogliono vivere onestamente, invece di aiutarli li fa morire. Quindi una struttura che, diciamo, non è lineare, non è quella tipica della sintassi. E, diciamo, il fatto dei temi sospesi, la presenza di questi temi sospesi che, come sapete, anche Manzoni nei Promessi Sposi usa dei temi sospesi per riprendere, diciamo, una caratteristica del parlato, e che di solito si giustifica perché nel parlato uno non può pianificare, diciamo, a lunga gittata e quindi magari effettivamente perde l'ordine dei costituenti. Invece in queste scritture è probabile che dipenda proprio da una difficoltà di gestire costrutti complessi, per cui magari il semicolto inizia a scrivere una frase, poi si rende conto che è difficile, diciamo, da strutturare in italiano e quindi si modifica la struttura, quindi proprio nascono da una difficoltà oggettiva. Altri fatti sono per esempio gli accumuli di preposizioni, di congiunzioni, quindi per esempio la struttura del siciliano di mentre che, no? Tutto il rafforzamento con pure che, basta che, sono tutti chiaramente esempi di accumuli di preposizioni che hanno nel dialetto un modello di riferimento. E poi il livello lessicale. Il livello lessicale, chiaramente il sostrato dialettale agisce con maggiore evidenza, quindi coppino al posto di mestolo, carosello per il salvadenaio, quindi chiaramente sono termini che transitano facilmente. Sono termini che transitano o perché colmano dei vuoti effettivamente, oppure tutto il filone dei malapropismi, cioè delle storpiature che nascono appunto nel tentativo di sostituire con parole più note parole che invece sono meno conosciute. Quindi sicuramente anche a livello lessicale ci sono varie spie per identificare questa varietà di lingua. E per finire appunto questa parte di introduzione alla scrittura dei semicolti, prima di passare a un esempio concreto di cui appunto la professoressa D'Agostino ci dirà anche come può essere utilizzato ai fini appunto della spendibilità didattica, se vogliamo, parliamo di questi due esempi, cioè di Rabito e di Bordonaro. Rabito è un cantoniere siciliano, quindi della provincia di Ragusa, che dal 69 al 75 scrive la sua autobiografia. E la sua autobiografia inizia chiaramente dall'infanzia, da quando aveva 7 anni, fino ai 70 anni. Scrive la sua autobiografia che dattiloscrive, quindi usando la macchina da scrivere, e questo fatto di usare la macchina da scrivere già sono 1027 pagine dattiloscritte, quindi diciamo un bel malloppo, e questo fatto di usare la macchina da scrivere gli, come dice il figlio, che è quello che poi ha raccolto questa sua diciamo eredità, questo materiale, esatto, dice evidentemente il fatto di scrivere con la macchina da scrivere gli doveva fare pensare che stava facendo qualcosa di importante, no? L'importanza però di quest'opera non è soltanto in quanto testimonianza proprio di una lingua di semicolti siciliani, ma è anche documentaria, perché lui traccia veramente un affresco di quella che è la storia del Novecento con gli occhi dei piccoli, possiamo dire, cioè con gli occhi dal suo particolare punto di vista, a partire dalle sue vicende personali. Reinterpreta i grandi fatti della storia, quindi è anche interessante proprio dal punto di vista del racconto che viene fatto degli avvenimenti appunto del secolo scorso. Tra l'altro lui è assolutamente attento nel racconto, cioè non lesina i particolari, e però diciamo è una scrittura in cui si risente anche della sua vis polemica, è molto polemico, sempre arrabbiato col Padre Eterno, con la vita, con tutte le disgrazie che gli capitano nella famiglia, nella sua vita, e quindi assolutamente con la suocera, quindi a questo, diciamo, dal punto di vista diciamo narrativo emerge questa forza così e là vi dicevo il titolo originale di questo dattiloscritto
è Fontanazza, quindi il titolo che noi abbiamo nell'opera edita è differente perché diciamo Fontanazza si rifà riferimento a questa fontanella o fontanazza che lui cita nel testo e che è vicino in una piazzola a pochi chilometri da Chiaramonte. Quest'opera poi è stata invece appunto consegnata in questo premio da Pieve Banca Toscana, che appunto è l'archivio diaristico nazionale, e che è dedicato ad opere di memorialistica. Nel 2000 vince questo premio. Il giudizio che dà la giuria è proprio di una scrittura irruente e non addomesticabile. L'autore si arrampica alla scrittura di sé per quasi tutto il Novecento, litigando con la storia d'Italia e con la macchina da scrivere, ma disegnando un affresco della sua Sicilia così denso da poter essere paragonato a un Gattopardo popolare, quindi diciamo un giudizio assolutamente lusinghiero. Nel 2007 Evelina Sant'Angelo e Luca Ricci curano la versione stampa, che però è prima di tutto una riduzione del testo, perché chiaramente le 1027 pagine piene, ora vi farò vedere un esempio di una punteggiatura veramente strasbordante, vengono ridotte con dei tagli, se vogliamo, riscritte nella misura in cui viene normalizzata la punteggiatura, vengono regolarizzate una serie di voci che non sarebbero comprensibili e poi ridotte per grandi nuclei tematici. E addirittura viene cambiato il titolo. Secondo me anche il cambiamento del titolo è indicativo del fatto che l'opera edita è qualcos'altro rispetto all'originale, quindi si riprende questo terramatta che era appunto l'inciuria che i commilitoni sul Piave davano ai siciliani terramatta. La punteggiatura. Dicevamo che la punteggiatura è sicuramente il tratto più evidente di Fontanazza, cioè la prima cosa che colpisce nel momento in cui si ha in mano il dattilo scritto. La punteggiatura, vi dicevo, è un tratto caratteristico di tutte le scritture dei semicolti e le vie percorribili sono due, o un uso esagerato o appunto una riduzione al minimo, che è l'altra soluzione che adotta Bordonaro. Nel caso di Fontanazza il punto e virgola è il segno di punteggiatura che ricorre più frequentemente. È un punto e virgola di cui non si capisce il criterio, cioè alcune volte vengono separate le parole, per cui uno potrebbe dire forse serve appunto per segnalare quello che per lui è un'unica parola, in altri casi questo criterio viene smentito. E quindi appunto per esempio cognome e nome vengono separati da un punto e virgola oppure l'ausiliare del participio passato, per cui non si ritrova effettivamente un criterio. Sicuramente non è un criterio sintattico. Parimenti mancano del tutto tutti i segni paragrafematici, accenti, apostrofi e così via, e quindi avverbi e congiunzioni sono tutti privi di accento. L'esempio di cui vi parlavo. Questo proprio è l'inizio, è l'incipit di Fontanazza. Come vedete c'è un ricorso assolutamente così inusuale al punto e virgola. In alcuni casi questo punto e virgola è sostituito dai due punti, per esempio qui, però io credo che questo discorso punto e virgola due punti dipenda esclusivamente dalla vicinanza dei due tasti nella macchina da scrivere, perché credo che il suo segno preferito fosse il punto e virgola, che quindi i due punti erano alcune volte qualche virgola, però niente di e come vi dicevo non c'è neppure una possibilità di capire in qualche modo il criterio. L'altra cosa che si può osservare è che per esempio ricorrono anche tutti i nomi con le lettere, c'è un uso esclusivo delle lettere minuscole anche per segnalare i nomi propri. E poi l'altro fatto è che sì, i nessi appunto che vengono consonantici. L'altra cosa da osservare è che il sottoscritto, no? Cioè proprio l'inizio, questa è la bella vita che ho fatto il sottoscritto Rabito Vincenzo, con uno stilema, un modo di dire che è proprio dell'italiano burocratico, perché nel momento in cui vogliono avvicinarsi all'italiano hanno come modello quello appunto del burocratese, se vogliamo. Appunto parla dei suoi genitori e qui già si vede come questa sua vita viene considerata assolutamente travagliata, no? Disprezzata. Iniziano tutti i suoi guai col fatto che il padre morì a 40 anni, la madre resta vedova, quindi lui è costretto ad andare a lavorare anche per diciamo, poter vivere con, appunto per campare e per dare a mangiare a tutti i figli
i fratelli nel suo caso. L'altro esempio invece è appunto Tommaso Bordonaro. Anche qui siamo di fronte, appunto, i due esempi che vi sto citando io sono i due esempi di scritture di semicolti che poi hanno un riconoscimento letterario, quindi diventano dei diari pubblicati. E magari appunto nelle loro intenzioni c'era semplicemente quella di lasciare su carta così le loro impressioni, le loro memorie, e poi invece appunto sono stati editi. Anche Bordonaro è un contadino semi-analfabeto originario di Bolognetta, nato appunto Bolognetta nel 1909, e Bordonaro scrive 3 quaderni sino appunto dall'infanzia sino al 1988. E fatto interessante per quanto riguarda Bordonaro è che a seguito della pubblicazione di La Spartenza, il professore Santolombino, che è un suo concittadino di Bolognetta, che ha scoperto in qualche modo Bordonaro, l'ha invitato ad approfondire alcuni punti della vita che nel diario, che in La Spartenza non erano stati trattati. Per cui esistono degli altri quaderni inediti in cui lui ritorna su queste vicende della sua vita, magari trattate parzialmente, che appunto permettono di osservare come effettivamente ci sia questo appropriarsi della scrittura con una consapevolezza sempre maggiore. Nel suo caso è appunto la partenza per l'America nel 1947, l'esperienza più dolorosa della sua esistenza, che segna appunto che rimane centrale anche in tutta la narrazione, in tutta la sua vicenda. Anche quest'opera nel 90 ha vinto il premio Pieve Santo Stefano, e anche questo appunto è stato pubblicato dai Nodi con la prefazione di Natalia Gisburg, che definisce la scrittura selvaggia e rocciosa, quindi come nell'altro giudizio, no? C'è sempre questa assenza dal fatto di una scrittura non addomesticabile e non addomesticata alla norma scritta. Nel caso di La Spartenza l'attenzione spesso è stata attirata sulla presenza di forestierismi, cioè di prestiti dell'inglese nel suo caso, perché appunto buona parte della sua esistenza poi si svolge in America, per cui chiaramente fa riferimento a una serie di oggetti della vita domestica, appunto del progresso tecnologico. Pensiamo per esempio al calorifero, stima, no? Da steam, dal vapore, oppure carro dall'automobile e così via, e quindi alcuni hanno addirittura parlato della lingua di Bordonaro come di un siculo americano. In realtà studi condotti anche dal professore Ruffino hanno ridimensionato il peso degli americanismi. Sicuramente i forestierismi ci sono e sono presenti, quindi è un filone che ci segnala come nel caso delle esperienze di emigrazione la lingua si arricchisce anche di questi contributi, ma non hanno un peso così determinante. L'ultima diapositiva per quanto mi riguarda è che rapporto hanno questi testi con l'italiano di domani, nel senso che sicuramente studiare la lingua dei semicolti, le varietà scritte della lingua dei semicolti, danno, soprattutto per quanto riguarda i tratti comuni, quindi quelli meno aderenti magari al modello dialettale, possono essere considerati come spie, cioè indizi di come si evolverà la lingua, e quindi questo ci può sembrare raccapricciante da un certo punto di vista, non da un altro, nel senso che se pensiamo che l'evoluzione delle lingue si basa soprattutto sugli errori, capiamo perché questo avviene. Infatti molto spesso questi testi ci restituiscono delle semplificazioni di punti del sistema grammaticale dell'italiano che sono quelli meno funzionali per i parlanti. L'esempio che vi porto, cioè il fatto che per esempio il periodo ipotetico ricorre spesso con doppio indicativo, no? Del tipo se me lo dicevi te lo portavo, questo è un tratto che nasce in questo tipo di lingua ma che ormai viene usato, esatto, ed è consolidato nell'uso, quindi c'è una maggiore diffusione. Quindi per alcuni studiosi addirittura l'italiano dei semicolti, più che una lingua selvaggia, è un italiano avanzato, cioè una lingua pionieristica, perché in qualche modo anticipa tendenze che sono quelle naturali e che invece poi la grammatica è in qualche modo bloccato, cioè ci restituisce un disegno di come sarebbe l'italiano senza grammatica, ecco. Io su questa parte appunto che era di introduzione
voleva tracciare un po' le caratteristiche di queste lingue, avrei concluso, quindi cederei la parola alla professoressa D'Agostino che ci fa vedere un esempio ancora più concreto e ancora più vicino.